Va ora in onda Sic et Non. Ripartiamo dal buonsenso contro il politicamente corretto di oggi con Marco Tognini. Open your eyes, this is the world. Cari amici di Radio Libertà, bentornati sulle frequenze della nostra trasmissione Sic et Non. Buonsenso contro il politicamente corretto, buonsenso contro il pensiero woke, ma soprattutto un'analisi a 360 gradi della realtà di questa settimana, le notizie principali, le notizie un po' più nascoste, quello che vorrebbero non sapessimo e quello che invece vogliono propagandare e insomma un po' inserire a forza nella nostra testa. Sappiamo che purtroppo insomma la situazione della propaganda, specialmente in questi momenti in cui molte sono le guerre sul nostro territorio e comunque a pochi passi da noi veramente, e quindi insomma sappiamo che questa propaganda continua, non ha mai fine e ovviamente fa riferimento a ben precisi input politici e politico finanziari. Di che cosa parliamo? Beh, intanto il solito ritornello, oserei dire, il solito diciamo punto forte, filo rosso della nostra trasmissione, che è l'immigrazione. C'è il tema forte della Spagna. In Spagna la polizia spagnola stessa comincia a porre dei problemi, dei quesiti al governo Sánchez, perché il governo Sánchez, che già voleva diciamo aveva dichiarato di regolarizzare circa 500.000 immigrati, di fatto attraverso un allargamento di queste misure, quindi misure che poi diventano misure elettoralistiche, misure vicine a tutto un certo mondo che evidentemente dall'accoglienza ci guadagna. Ebbene, si parla addirittura di 3 milioni di regolarizzazioni possibili in Spagna. L'allarme arriva addirittura dagli agenti, ripeto, dalle forze dell'ordine e dal Ministero dell'Interno spagnolo per questo tipo di integrazione, che poi integrazione diciamolo pure tra virgolette, varata dal governo. Il numero di clandestini coinvolti potrebbe essere tale, dicono in Spagna, da mettere a rischio il welfare e la sicurezza per la difficoltà nel fare i controlli. Stiamo per superare il punto di non ritorno. Ripeto, a fare da Cassandra non siamo noi o non è diciamo la destra, quindi il Partito Popolare o Vox, che inseriscono, ma è la stessa Polizia Nazionale del paese, un paese a guida socialista targata Pedro Sánchez, con un partito socialista preda di scandali nei suoi confronti e nei confronti del suo famoso predecessore Zapatero, diciamo, per tutta una gestione, diciamo, di affari poco leciti. E ebbene, ripeto, c'è preoccupazione, ripeto, dalla stessa Polizia Nazionale per l'iter che porterà alla regolarizzazione di milioni di clandestini a questo punto sul territorio iberico. Sulla carta, come vi dicevo, si parte da 500.000 persone, ma nella pratica potrebbero essere oltre i 3 milioni. I calcoli sono presto fatti. Al decreto sulla regolarizzazione varato nello scorso aprile hanno risposto circa 1,5 milioni di migranti irregolari. Migranti, che poi migranti insomma è sempre questa parola che fa riferimento in realtà a tutto un altro modello, cioè la parola migranti nasce nell'ambito delle conferenze episcopali e del Vaticano ed è stata furbamente, secondo me furbescamente, poi appropriata dal mondo dell'immigrazione, dei favorevoli insomma sostanzialmente all'invasione. Ebbene, vi dicevo 1,5 milioni, considerando che ciascuno di questi immigrati regolarizzato può aggiungerne altri 3 al suo status per le garanzie inserite sui ricongiungimenti familiari, la stima di 3 milioni di regolarizzazioni potenziali è perfino al ribasso. Ma non solo. L'iter è in mano ai funzionari del Ministero delle Migrazioni, che è quel ministero creato appositamente da qualche tempo dalla sinistra al governo per gestire, diciamo,
andando ad escludere i controlli di polizia sulla correttezza procedurale, su eventuali frodi o sui precedenti penali dei richiedenti, aggiungendo un carico da 90. La norma prevede infatti l'accettazione in automatico della domanda se non viene fornita una risposta entro 3 mesi, diciamo, quindi c'è anche un silenzio assenso. La volontà del governo è che quindi entri chiunque, ma il sistema sanitario, sociale, scolastico e di sicurezza non potranno reggere, spiegano i funzionari delle forze dell'ordine in questa diciamo intervista a fiume a El Mundo. Inoltre possono verificarsi casi in cui persone di paesi stranieri paghino chi è già in una situazione legale per fingersi loro familiare, quindi per riuscire ad attraccare in Europa. Ricordo che se una persona, diciamo, non ricevesse asilo in Italia o in Francia, ma lo ricevesse in Spagna, noi dal giorno dopo, grazie alle regole Schengen, comunque ce lo troviamo sul territorio dell'Unione europea, e quindi il problema si ripropone in maniera abbastanza drammatica. Già adesso esistono casi come quello di cui vi ho parlato, in cui vengono fabbricati ad arte persino dei testimoni, ma fino ad oggi non sono stati smascherati perché non abbiamo mai assistito a un numero così alto di richiedenti, come dicono appunto al Tribunale Supremo diciamo, per verificare questo. Si sta pensando addirittura di eliminare il requisito della fedina penale pulita per ottenere il permesso di soggiorno, che secondo me è una, come dire, non stiamo parlando di persone che hanno sbagliato, che hanno rubato una mela per fame, ma stiamo parlando di reati gravi. Lo vediamo in Gran Bretagna, lo vediamo nel nostro paese, lo vediamo in tutta Europa, in Svezia, in Francia. Stiamo parlando di racket, stiamo parlando di violenze ripetute, stiamo parlando di violenze sessuali, di stupro, stiamo parlando dei reati più odiosi che possano esistere. Quindi insomma questo mi sembra davvero un grosso problema, ripeto. Come andrà a finire? Sicuramente c'è un movimento molto importante a livello politico, però per il momento il governo è ancora stabile, quindi sappiamo che così potrebbe accadere se non ci sono cambiamenti nell'immediato, e quindi insomma un discorso abbastanza, come dire, forte in questo caso. Sempre sull'immigrazione c'è stato un bel evento di cui vi rendiamo volentieri conto, lunedì 13 a Busto Arsizio. Ripeto, è stata come dire, è stata creata, è stata quindi firmato un documento molto interessante, un vero e proprio patto per l'immigrazione, dall'eurodeputata Isabella Tovaglieri insieme al giornalista Mario Giordano, per diciamo portare questo vero e proprio patto per la remigrazione, la parola magica di questo periodo, ripeto, da portare al ministro Piantedosi. Si tratta di un piano organico per diciamo affrontare il problema dell'immigrazione di massa, e diciamo dalla tribuna privilegiata di cui può godere Isabella Tovaglieri sicuramente ha visto molte cose insieme ai colleghi del gruppo, ovviamente, dei patrioti. E se c'è una cosa che è chiara è che i rimpatri di per sé non bastano. Espellere chi delinque e chi non ha diritto a restare è necessario, ma deve essere rimandato indietro anche chi non vuole integrarsi, chi rifiuta le nostre regole o pretende di imporre la propria cultura al proprio della nostra. Svezia e Danimarca su questo modello stanno già tracciando la strada, e quindi l'Italia deve avere il coraggio di passare all'azione. Appunto, secondo l'europarlamentare Tovaglieri, ci sono 3 proposte concrete da inviare al ministro Piantedosi. Innanzitutto la revoca del permesso di soggiorno per chi non rispetta le regole sul modello svedese della buona condotta. In secondo luogo lo stop ai ghetti etnici e all'islamizzazione sul modello danese, e al terzo punto più incentivi per questa remigrazione volontaria, che quindi non deve essere più solo uno slogan che vediamo portato in giro un po' da forze anche francamente estremiste, però generali vari ci devono dimostrare con i fatti di che cosa sono in grado di fare. E quindi ecco bene quindi che un esponente istituzionale
parli di questo concetto non come uno slogan, ma come una scelta politica concreta che deve diventare parte dell'agenda del governo di centrodestra. E quindi ringraziamo appunto di questa nota Isabella Tovaglieri e il giornalista Mario Giordano. Intanto vi ricordo che se volete potete intervenire in trasmissione per proporre argomenti, per commentare, per contestare, per comunque dare una visione delle notizie della settimana e ovviamente come dire, avere il mio commento personale, ma soprattutto poi rimandare nell'etere la vostra voce, ovviamente nei modi più giusti e più radiofonicamente corretti, per, ripeto, rispondere a quelli che sono un po' i problemi dei nostri giorni. Un'altra notizia interessante che fa riferimento a quanto è accaduto solo poco tempo fa è una presa di posizione molto forte del ministro Valditara. L'Italia agli italiani è condivisibile, Valditara contro i prof. Il ministro sullo striscione esposto da 2 studenti a Cesena, il PD parla di cosa grave, ma in realtà, ripeto, scrivere l'Italia agli italiani non solo non ha nulla di censurabile, ma è un'affermazione senz'altro condivisibile perché comprende tutti i cittadini del paese ed è una frase più volte ripetuta dai movimenti politici che costituiscono il governo. Questo è diciamo, l'essenza poi dell'intervento del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara in aula alla Camera, rispondendo a varie interrogazioni. Ha di fatto difeso l'operato dei 2 studenti del liceo classico Vincenzo Monti di Cesena, che insomma in questa orgia di, come dire, di striscioni, chi più ne ha più ne metta, quindi dalla Palestina a persino al 41 bis, abbiamo visto striscioni su Cospito veramente vergognosi, insomma uno striscione in cui si dice l'Italia agli italiani non mi sembrava esattamente un problema da punire, a meno che insomma un po' la direzione scolastica non abbia un'idea, diciamo, o così una voglia un po' di indottrinamento molto, molto chiara. Ecco, questi ragazzi hanno ricevuto di fatto un 6 in condotta per aver esposto dalla finestra della scuola negli ultimi giorni dell'anno scolastico uno striscione con questo slogan. Ecco, allora tutti quelli che espongono uno striscione, indipendentemente da questo, dovrebbero ricevere questa, come dire, questa condanna, perché allora non si può esporre lo striscione, ma allora mi dovete spiegare perché. E allora se non si può esporre lo striscione, allora questa cosa deve valere per tutti. I 2 ragazzi si sono sempre giustificati parlando di un gesto goliardico, ma il consiglio di classe, oltre al 6 in condotta, ha assegnato loro una tesina di approfondimento sulle leggi razziali e sul saggio "Gli africani siamo noi". Ecco, qui forse direi che abbiamo debordato, sia perché una visione sovranista, identitaria o comunque legata alla propria visione identitaria non può certo essere confusa con una visione razzista, di razzismo biologico come era quello delle leggi razziali. Cioè, perché dovrebbero avere delle affinità queste due situazioni? E anche sul saggio "Gli africani siamo noi", insomma ce ne sarebbe un po' da dire e da rispondere, anche perché l'immigrazione italiana è stata un'immigrazione sempre fortemente rispondente alle regole, ha avuto anche momenti di come dire, di umiliazione, di scontro, ci sono stati i casi Sacco e Vanzetti, però insomma rispetto ai tagliagole che circolano purtroppo per le nostre città, insomma io mi sento di dire che i nostri erano fatti di ben altra pasta, ripeto, i nostri, che si trattasse appunto di chi andava in Argentina, di chi andava in Uruguay, di chi andava in Australia, di chi andava negli Stati Uniti. Insomma, abbiamo visto tutte queste comunità, le comunità del Sud Italia, ma anche per esempio i veneti, i genovesi, insomma abbiamo visto tante diciamo tante etnie, tante comunità che si sono si sono sempre confrontate con le regole di paesi che accoglievano, ma accoglievano solo in cambio di lavoro, e quindi stiamo un po' a vedere. Giustamente
gli argomenti di cui vi dicevo prima non sono piaciuti al titolare appunto del Dicastero di Viale Trastevere, che ha chiesto una verifica ispettiva attraverso l'ufficio scolastico regionale e tuttora in corso tra l'altro, definendo grave il comportamento dei docenti, di fatto in contrasto con la deontologia professionale, perché è andata diciamo oltre di quello che poi era il discorso vero, anche eventualmente di far capire ai ragazzi che certe cose non si devono fare, insomma, ecco. L'accertamento, ha sostenuto Valditara, è volto a sostenere il rapporto tra la violazione delle regole scolastiche e il contenuto dell'elaborato. Cioè, se il consiglio di classe nell'assegnare un approfondimento su queste situazioni sia stato in qualche modo condizionato dalla vicenda in questione e dallo striscione. Ecco, andremo poi a verificare un po' cosa accade, come andrà a finire la situazione, ma bene che il ministro insomma abbia messo i puntini sulle i. Vedo che abbiamo la nostra prima pausa e quindi spazio alla regia. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Sic et Non di nuovo in onda su Radio Libertà, Sic et Non, la trasmissione che mette a confronto le argomentazioni e vi chiede anche un giudizio e una proposta. Vi ripeto, potete sempre intervenire in diretta, vedo anzi che abbiamo già una telefonata, quindi la facciamo passare. Pronto, ciao, chi sei, da dove chiami? Buongiorno dottor Tognini, Elisetta. Buongiorno a lei. Allora, io ero già intervenuta sul nucleare, ma mi spiace ritornarci ancora perché mi arrivano sempre le bollette più care. Allora, dottor Tognini, la drammatica crisi medio orientale, che purtroppo è partita col blocco navale di Hormuz, ha chiaramente messo in evidenza, secondo me, la nostra eccessiva dipendenza energetica da fonti e fornitori esterni. Di fatto, dottor Tognini, non abbiamo petrolio, il gas che possediamo non possiamo estrarlo, il carbone è stato eliminato perché ultra inquinante, abbiamo diverse centrali idroelettriche, a mio avviso da incrementare, che forniscono, mi sembra, circa il 15% del nostro fabbisogno di energia, in assoluto la più pulita. Possiamo disporre di rinnovabili quali l'eolico ed il solare, che ci vedono però dipendenti naturalmente per lo più dalla Cina per le sue terre rare, e infine potremmo attuare un programma già in fase di studio avanzato col nucleare. In particolare quest'ultima risorsa, dottor Tognini, ancora oggi viene osteggiata da forze dai cromosomi di politici e compatibili con quelle che nel 1987 indissero e appoggiarono purtroppo con successo un referendum abrogativo facendo leva sull'onda emotiva del disastro di Chernobyl. Allora avevamo 4 centrali perfettamente funzionanti, cui potevano esserne aggiunte altre, e ancora oggi gli italiani stanno pagando, dopo 40 anni, mi sembra, la loro disattivazione affidata alla Sogei. Fare e disfare, dottor Tognini, uno spreco di denaro indecoroso secondo me, ma ancora di entità trascurabile se si pensa che da allora ad oggi il costo dell'energia elettrica per il Paese è stato di almeno il 30%, questo mi sembra di aver letto, superiore alla media dei paesi UE.
paesi che a differenza della sola Italia, cioè solo noi, hanno utilizzato sistematicamente l'energia nucleare in totale sicurezza. Nient'altro. Ho telefonato per quello soprattutto, perché le bollette continuano a aumentare, non c'è niente di nuovo nell'aria purtroppo. La saluto e buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata. Allora, da questo punto di vista bisogna lavorare su due grandi filoni. Il primo è quello degli oneri di sistema, e gli oneri di sistema aumentano o comunque non diminuiscono. Perché? Perché purtroppo c'è tutta una sovrastruttura legislativa fatta di direttive ma anche di regolamenti che sono quindi direttamente applicabili dell'Unione Europea, che ha sistematicamente gravato le energie fossili di tutta una serie di costi per, diciamo, poi andare a finanziare le rinnovabili, il che di per sé può anche non essere un male, ma come sempre tutto dipende da come viene gestito. Anche le stesse imprese, le stesse grandi e piccole imprese si sono accorte di questo problema, e se in un primo tempo, confidando nel fatto, nelle promesse un po' da marinaio della Commissione Europea, che diceva di voler dare comunque contributi, eccetera, che la Commissione Europea non può dare semplicemente perché la Commissione Europea cerca soldi a destra ma anche vuole continuare ad allargare la propria sfera di influenza anche su materie che non sono di sua diretta competenza, chiusa parentesi. Detto questo, il problema fondamentale resta che questioni di sistema sono sempre più ampi, perché comunque c'è tutta la questione diciamo, di quelle tasse vere e proprie sul carbonio, di quella normativa sul carbonio che va a penalizzare tutto quanto è fatto nei nostri paesi, e anche eventualmente il fatto che qualcosa entri da fuori cambia poco, anzi va a finire che insomma rischiamo quasi di finanziare i nostri concorrenti, a cominciare dalla Cina, eccetera. Lo stesso discorso vale per esempio per alcune infrastrutture strategiche, come per esempio l'acciaio. La questione Ilva, che tra l'altro si sta ripetendo anche in altri paesi europei, penso alla Gran Bretagna, insomma, non solo non ci dà più la possibilità di avere un acciaio fatto in casa, se non, ripeto, abbiamo anche i privati importanti anche qui al nord che fanno acciai speciali, però il problema diventa l'approvvigionamento di energia a un costo sostenibile, perché è chiaro che una barra d'acciaio, se comincia a costare troppo, chiaramente vai fuori mercato e sei preda comunque dei concorrenti, che sull'acciaio vuol dire in primo luogo Cina e India, in seconda battuta Stati Uniti, quindi non stiamo parlando così di scartine, ecco, e quindi questo è un problema. Il nucleare è una soluzione? Sì, il nucleare è una soluzione innanzitutto perché potrebbe, all'interno di un mix energetico molto importante, dare quella parte comunque fissa, che anche nei momenti di chiaramente di mancanza della risorsa rinnovabile, perché non c'è vento, perché è notte, perché comunque c'è brutto tempo, quindi il pannello fotovoltaico ha una resa minore, tutte queste cose, dare stabilità al sistema, questa energia è assolutamente necessaria, altrimenti accade come accade in Spagna, dove si era talmente dipendenti soprattutto dal fotovoltaico, che quando il fotovoltaico, anche perché non ha comunque tutti quegli accumulatori che dovrebbe avere, altrimenti diventa davvero una spesa insostenibile, cosa succede? Che poi la rete salta e farla ripartire è un problema. Allora il fotovoltaico è, come dire, non è la risposta migliore. Noi abbiamo provato a dire spesso all'Unione Europea che il fotovoltaico è importante, ma serve come dire, la neutralità tecnologica, cioè il fatto
che qualsiasi istituzione non deve sposare per partito preso una tecnologia, ma deve dare spazio alla ricerca perché la tecnologia più forte poi esca da questo spazio, diciamo. E quindi magari un domani parleremo di idrogeno, parleremo di un nucleare di quarta generazione. Apriamo una parentesi: il nucleare di quarta generazione non è ancora pronto, quindi il politico che oggi parla di nucleare di quarta generazione, tra virgolette, non vi dice tutto, vi dice che forse tra 15 anni cominceremo a ragionare. Però nel frattempo, comunque, posto che impianti a reattori nucleari comunque hanno, anche per la ridondanza degli impianti dovuta alle necessarie misure di sicurezza, comunque richiedono lungo tempo per la costruzione questi impianti. Noi come Italia abbiamo ripreso del know-how lavorando all'estero diciamo da diversi anni, però adesso la scelta deve essere anche magari ripensare anche a delle centrali che già esistono, come sul modello francese, quantomeno come diciamo così polmone, come parte per poter andare avanti, per poter creare per esempio tutta una serie di fertilizzazione del carburante nucleare e quant'altro. La Francia ha creato un piano molto interessante per 6 nuovi reattori e l'ha sottoposto all'Unione Europea, perché poi ci vogliono tutta una serie di garanzie, prestiti agevolati, anche prezzi protetti, ecco. E oggi l'Unione Europea non protegge i prezzi, anzi con i prezzi zonali sta mettendo in difficoltà anche molte situazioni nei vari stati, anche da noi in Italia, perché ci sono regioni energivore che rischiano di pagare l'elettricità anche più di altre regioni, e quindi di creare anche una concorrenza sleale e comunque dei costi ancora maggiori. Ovviamente ci si sta facendo fronte sia da un punto di vista del governo sia da un punto di vista delle regioni. Le regioni, per esempio, vi dico perché lo so, non perché voglio sempre parlare del nord, ma le regioni del bacino padano si sono da questo punto di vista unite e stanno lavorando in termini appunto simili per quanto riguarda sia diciamo l'approvvigionamento, sia le reti, sia la gestione per esempio come dire, delle scorte che poi vanno girate alle industrie e quindi chiaramente alla produzione. Tutto questo quindi per dire che senza farla troppo lunga, comunque quando parliamo di energia parliamo di un settore in cui per troppo tempo si è fatta propaganda. Sicuramente Chernobyl ha cambiato tutto, ha impressionato molto ovviamente l'opinione pubblica, che poi negli anni 84-85 ha agito di conseguenza. Già il governo Berlusconi aveva cercato comunque di riportare il nucleare, non c'era riuscito. Oggi finalmente si parte, si ragiona con una visione più ampia, posto che ci sono ancora dei grandi scogli da superare, perché ovviamente c'è il problema delle scorie, c'è il problema comunque anche della gestione di questi futuri impianti. Ci saranno le proteste che è facile immaginarsi, specialmente da un'opposizione che ha dimostrato già nel passato di non condividere scelte amministrative che pure le farebbero comodo, ma non le condivide per partito preso, per critica politica, e preferisce vincere una battaglia del cavolo, una battaglia inutile, piuttosto che magari fare del bene al proprio paese. Almeno questo è quello che penso io e lo ribadisco. E quindi insomma dobbiamo ragionare purtroppo in termini di anni, di quinquenni se non di decenni, e questo è il grosso problema. Fortunatamente alcune situazioni per esempio ribaltare il problema del gas russo sono state portate a casa, quindi sicuramente un maggiore sfruttamento di quello che era il gas dell'Algeria. C'è il discorso con l'Azerbaigian che sta prendendo piede, il discorso della TAP, che ancora una volta quella sinistra voleva chiudere e che invece si sta dimostrando uno strumento strategico importantissimo. Ebbene, quindi andare avanti con responsabilità da cittadini,
da cittadini abbiamo il dovere di informarci, di non spaventarci e di capire che se vogliamo anche che le bollette sotto controllo, tornino sotto controllo, bisogna arrivare comunque ad una prevalenza geopolitica di grande rilevanza per il nostro paese, in modo tale che non debba dipendere troppo da Tizio o da Caio, quindi non ne faccio un discorso di Russia o Stati Uniti, però questo è, insomma, quindi avere una forza per stare in piedi da soli e poi, ripeto, soprattutto anche dare delle regolamentazioni migliori al mercato, perché oggi molte società finanziarizzano, diciamo, questa gestione e magari pur non comprando direttamente la materia prima, diciamo, poi la acquistano, quindi c'è come dire, uno spazio solamente finanziario che porta poi a una nascita infinita di società di gestione che poi ti fanno dei contratti miracolosi, ma anche poi contratti capestro perché poi lo devi mantenere per diverso tempo e nel momento in cui ci sono delle oscillazioni di prezzo, poi ovviamente è il cittadino che ne viene colpito. Io per esempio, nonostante tante pubblicità, non dirò il nome, però faccio sempre riferimento alla municipalizzata del mio territorio, che poi si è ingrandita, si è fusa con altre, ormai è diventata una realtà quasi regionale e sono sicuro che quantomeno quelle risorse, oltre ad essere gestite in una maniera intelligente e comunque con una certa solidità sui mercati, diciamo, c'è anche un ritorno sul territorio in termini di comunque di vicinanza al cliente. Ecco, vi ricordate cosa diceva Umberto Bossi tanti anni fa, no? Che se entrano certe società nel mercato dei servizi dall'oggi al domani, come la Société Générale, la General des Eaux, diceva Umberto Bossi, no? Poi cosa farete nel momento in cui avete un problema? Andrete a manifestare a Parigi? Andrete a manifestare a Bruxelles? È un po' difficile, quindi restare anche vicini alle nostre realtà del territorio è e resta molto importante. Ecco, spero di non essermi dilungato troppo, ma ho detto come la penso e ripeto come di tutto sommato sarebbe interessante gestire la situazione. Parliamo ancora di qualche altra polemichina, però prima, siccome vi dicevo dell'Unione Europea, no? Che dice di elargire tutto a tutti, ma in realtà non ha una lira, ebbene c'è una nuova idea dell'Unione Europea. Le famose risorse proprie. Cosa sono le risorse proprie? Sono sostanzialmente quelle tasse che l'Unione Europea vuole imporre da se stessa, per se stessa, quindi senza attendere la quota dei vari stati, ma per avere una sua autonomia, diciamo, che poi però porta ad aumentare la pressione fiscale e di tanto. Nel mirino che cosa ci sarebbero? Voli aerei e lo zucchero. Von der Leyen infatti è a caccia di 66 miliardi per finanziare il bilancio dell'Unione Europea è un bilancio settennale, in questo caso il bilancio 2028-2034. Tra le possibili fonti di prelievo dell'IVA, perché una quota dell'IVA, sappiatelo, va direttamente all'Unione Europea, ebbene, oltre agli alimenti ultraprocessati, quindi le bevande zuccherate e quant'altro, pure i biglietti aerei che diventerebbero più costosi. Poi, ripeto, tante altre questioni. Questa è stata settimana di plenaria a Strasburgo, quindi molte sono state le situazioni, si è parlato anche delle chat e quant'altro. Allo studio persino oneri di soggiorno a carico dei visitatori extra UE. Quindi l'immigrato clandestino, tra virgolette, non paga ma riceve, però il visitatore extra UE, nel momento in cui ha il visto, qualcosina deve pagare. Insomma, non vi sembra strano? Ecco. Questo è un po' quanto accade grazie alla commissione von der Leyen e a chi l'ha votata e sostenuta. Ricordatevi chi sono. Vi dicevo, prima di chiudere, una breve polemica, ma abbastanza indicativa un po' dei tempi che viviamo, è la polemica relativa alle parole di Lorenzo Pacini presso un'altra emittente, che non cito, un'altra emittente radiofonica. In questo caso la trasmissione era La Zanzara, quindi sapete benissimo di chi parlo. Ebbene, Lorenzo Pacini, che è
diciamo un membro del Consiglio di Zona 1 di Milano, esponente del PD, giovane esponente del PD, diciamo non ancora trentenne, che ha studiato al liceo Manzoni, studioso di giurisprudenza, Lorenzo Pacini, che si vorrebbe anche lanciare nelle primarie del centro sinistra, volto diciamo della sinistra un po' più estrema del PD. Ebbene, che cosa ha detto? Insomma, la solita frase odiosissima, che comunque, ripeto, va combattuta: fucili contro i fascisti. Siete già stati sconfitti una volta, avrete sconfitti altre 1000 volte. Secondo me democraticamente, però ci sono altri modi per ricacciarvi indietro. Ecco, ripeto, queste parole di Lorenzo Pacini secondo me sono indicative. Perché? Intanto perché si fa volutamente si fa un collegamento che è un cortocircuito storico, perché evidentemente la destra, o comunque gli avversari politici del PD di oggi, non sono paragonabili diciamo, alla dittatura del 1922, non sono paragonabili al ventennio fascista, ecco. Che se ne dicano, però potete fare tutti i paragoni che vogliono, ma sapete benissimo che la situazione è diversa. Quindi il primo luogo è identificarsi in quei partigiani che si sono ribellati al regime fascista, e a dire che allora usiamo i fucili e le armi, che è un modo di parlare che può avere presa specialmente da un giovane tra i giovani, ma che rischia poi di portare a un'escalation incredibile, che da verbale poi diventa fattuale, diventa vera, diventa reale. Insomma, il rischio vero e proprio è che torni un altro decennio, stile anni 70, insomma, che tornino un po' gli anni di piombo, che tornino queste strategie per cui poi sostanzialmente tutta una generazione di giovani su barricate diverse, diciamo, ha fatto la scelta dell'ideologia più estrema e della violenza, non finendo poi, non sfociando effettivamente in nulla, e facendo un po' il gioco di chi poi in quegli anni governava con la strategia della tensione e quant'altro. Quindi a me piacerebbe che comunque queste dichiarazioni di Pacini venissero stigmatizzate dalla Schlein, non ci credo, non ci penso, o quantomeno da Sala, ecco, sindaco Sala se vuoi, e che questo signore, che tra l'altro abita in centro a Milano, quindi è un rivoluzionario, il solito rivoluzionario da salotto, se vuole farsi la sua propaganda se la faccia parlando giustamente di Milano, piuttosto che parlando di, insomma, queste questioni di armi, di manifestazioni, di una mobilitazione permanente, che diciamo non è il curriculum migliore per un amministratore pubblico. Ecco, questo è quello che avevamo da dire. Come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete